Le responsabilità sono gravissime e sono di tutta l'amministrazione, non solo dei soggetti inquadrati in quella foto che sono proprio il sindaco e l'assessore alla cultura del comune di Catania. C'è una gravissima responsabilità nel fatto di aver costruito una sinergia, come l'hanno definita loro, con un'azienda che era sequestrata dalla mafia dal 2006. Oggi l'amministrazione comunale in maniera scomposta dice che non si poteva sapere e che non c'era nessuna inchiesta in corso. È assolutamente falso. Noi vogliamo smentire l'amministrazione che gravemente dice falsità, perché l'inchiesta era partita nel 2006, anche lo stesso Di Bella era dentro l'inchiesta dal 2006, come oggi ha detto la Procura della Repubblica, e l'amministrazione si è assunta la gravissima responsabilità di fare un patto addirittura per il decoro urbano con la mafia di questa città. Rispetto a questa cosa noi crediamo che l'elemento minimo sia il fatto che chi ha seguito quest'iter, ovvero l'assessore alla cultura, presenti immediatamente le sue dimissioni, e noi non ci fermeremo dal chiederle, non si illuda che la richiesta finirà nell'oblio, e chiedere al sindaco dei chiarimenti, perché pensiamo che abbia perso tantissima credibilità un'amministrazione che dice a parole di battagliare contro la mafia e poi fa i patti, come il caso di Via Zolfatà e dell'Empire.